Da giorno 13 agosto a San Leone non si raccoglie la spazzatura tra le grandi utenze commerciali. Cumuli di rifiuti e un odore nauseabondo è quello che vede che attraversa il lido sanleonino. A chiamarci stamani alcuni commercianti che, stanchi di ammassare i loro rifiuti, hanno così deciso di protestare vibratamente. Anche davanti a un noto albergo cittadino a 5 Stelle, i turisti che escono per andare al mare o voler fare due passi vedono tantissimi rifiuti non ritirati. Insomma, non è certo un bel vedere per chi in questi giorni estivi a San Leone in vacanza o i cittadini che vogliono anche farsi una passeggiata e degustare un gelato. Ma questa non è la sola situazione che c'è a San Leone, ma è anche stamattina addirittura mi hanno chiamato alcuni gestori di B&B in via Atenea, nelle traverse limitrofe e quant'altro. Ormai diciamo, i turisti non fotografano più le bellezze che ci sono nella città di Agrigento, ma fotografano ormai gli accumuli di spazzatura. Purtroppo non si capisce e non si comprende bene. I cittadini agrigentini pagano la tara ai massimi livelli previsti dalla legge senza avere un servizio che corrisponda a quello che si paga. Purtroppo queste problematiche sono state evidenziate più volte, però nell'assoluto silenzio di chi dovrebbe intervenire. Purtroppo la situazione è questa, l'immagine che diamo alla città di Agrigento è questa, qualcuno di competenza dovrebbe intervenire. Ricordiamo che qui siamo davanti a un albergo di 5 Stelle, il famoso Hotel Dioscuri, ma davanti a una struttura portuale dove ci sono tanti turisti, per cui sicuramente quello che stiamo filmando con queste immagini è eloquente, parla da solo. Cioè, le immagini parlano da solo, ma non c'è soltanto questo problema, il problema della spazzatura ormai che è diventata un oggetto da fotografare da parte dei turisti e da parte dei cittadini, ma anche la situazione che si verifica qua al piazzale Caratozzolo. Lei consideri che di domenica e di sabato neanche un mezzo di emergenza neanche potrebbe accedere alla corsia di Alaggio. Infatti ieri per uscire dal pontile gente che è rimasta un'ora incolonnata con i parcheggiatori abusivi. Ormai Agrigento è diventata, purtroppo è diventata questa. Sì, noi ci siamo permessi di sollecitare questa visita questa mattina perché riteniamo che la situazione spazzatura è diventata da parte dei commercianti insostenibile. Noi avremmo bisogno, così come probabilmente si è trovata la soluzione per i paninari, di un centro di raccolta, perché è impensabile che non si raccoglie la spazzatura da giorno 13 e quindi si sono accumulati 6 giorni la soluzione che bisogna adottare è quella di recuperare la spazzatura, ritirare la spazzatura giornalmente per le attività commerciali. Chiediamo la collaborazione da parte di tutti, un buon senso e vedere un poco di trovare una soluzione che lasci tutti contenti.